L'albergo diffuso è nato per interagire con il paese, perché è nato come uno sviluppo di tutte le attività del territorio, in primis l'amministrazione comunale che fa un po' la sintesi su questo, e tutte le, diciamo, le attività agroalimentari piuttosto che la ristorazione, anche gli alberghi, eccetera, sono coinvolte in questo processo di crescita. Non è molto, spesso non è facile questo, c'è un coinvolgimento, però piano piano si riesce a portare avanti e cercare di far sintesi su tutti gli operatori del territorio. Siamo in stretto contatto con l'albergo diffuso, si condividono le idee, si porta avanti quelli che sono i loro programmi, cercando di sostenerli e di creare assieme le sinergie per poter costruire qualcosa di positivo. Chiaramente le risorse di un piccolo comune con 1200 abitanti non sono infinite, però l'impegno dell'amministrazione e degli assessori è sicuramente volta a una collaborazione di quelle che sono poi le scelte anche dell'albergo diffuso, quelle che sono condivise con l'amministrazione comunale. L'amministrazione, sempre in concerto con l'albergo diffuso, sta portando avanti una rete di impresa che si chiama Visit Zone Colan, dove le imprese dell'agroalimentare e turistiche vanno a valorizzare dei pacchetti turistici, per cui stiamo lavorando assieme appunto a tutte le attività in questo contesto. E poi c'è un centro commerciale naturale anche in questa fase, per valorizzare l'opportunità e gli eventi che il Comune di Sutrio in questi anni, assieme alla Proloco e l'albergo diffuso, sta portando avanti. Sono 6 manifestazioni nell'arco dell'anno, 3 che sono un po' storiche, nate da quelli che erano i principi della lavorazione del legno, piuttosto quello dell'artigianato, piuttosto dell'agricoltura, e soprattutto poi di un museo che è stato creato da un signore in 30 anni di lavoro, che ha dato la base all'altra manifestazione che si chiama Borghi e Presepi, per cui si cerca di valorizzare queste manifestazioni, e a loro volta poi sono state create ulteriori manifestazioni legate appunto all'agroalimentare, per cui su questi temi è che cerchiamo di portare avanti e far nascere altre realtà. Adesso è nata da poco un piccolo birrificio, c'è una trasformazione dei prodotti agroalimentari del territorio, per cui l'amministrazione cerca di cercare dei presupposti per uno sviluppo, portare gente a investire qua sul nostro territorio. Ci sono richieste per venire in luoghi che sono un po' lontani dal traffico e dai flussi turistici grandi, per cui la dimensione sarebbe quella ideale per la vacanza slow, staccata all'interno degli appartamenti, per cui non c'è un albergo con grosse dimensioni, e vivere la vita del paese. Per cui penso che questo sia il futuro poi anche del turismo in queste piccole nostre località. Un valore aggiunto in questo momento per quanto riguarda l'albergo diffuso, non solo quello di Sutro chiaramente. La gente, le persone che frequenteranno la nostra comunità potranno accedere agli appartamenti indipendenti, senza contatti diretti. Ci sarà poi la sanificazione anche degli appartamenti, e una volta che i clienti escono, per cui massima tranquillità, poi il territorio sicuramente ha la possibilità di vivere distanziati gli uni dagli altri, non c'è questa ressa di persone, per cui io invito a venire a trovarci e chiaramente fare una vacanza serena, in tranquillità.